Pronti? 1, 2, 3. Buono segnale con l'errore di Banca Italia San. Numero 2 SASL squalificato. In vantaggio c'è Burraio OP. Come detto, ha sbagliato Banca Italia San, seconda posizione per Full Iron, davanti a Gigolo Lamarck. Primi 200 in 16,2, con il favorito in vantaggio, Full Iron che rimane in seconda posizione davanti a Gigolo, poi in quarta Axel Nib a precedere Banca Italia Rimessa. E in terza ruota avanza ora dalle retrovie Endrigo, mentre Estia SL fuori corsa. Primo quarto di gara che se ne va in 32, continua nella sua risalita Endrigo che concedeva 20 metri e senza dover impiegare troppo tempo e senza sforzarsi più di tanto riesce ad arrivare a ridosso dei primi, perché il ritmo è stato per adesso abbastanza tranquillo e gli 800 se ne vanno in 1, 3 e 2, con leader sempre Burraio, Endrigo che cerca di avvicinarsi, lungo la corda rimane Full Iron, poi per corsie esterne anche Discovery Mail. 1,17,8 per i primi 1000 metri, in vantaggio Burraio, all'esterno è Endrigo, alla corda Full Iron con all'esterno Discovery Mail, segue i primi Gigolo Lamarck, gli altri leggermente più discosti, anzi nettamente più discosti, a parte Axel Nib che cerca di non perdere troppo terreno. Siamo intanto nel giro conclusivo con Burraio che ha decisamente cambiato marcia, un 14 secco sparato per arrivare poi a 600 dalla conclusione con un altro 14,5, Full Iron in seconda posizione, Endrigo un po' in difficoltà sul cambio di marcia del leader, poi anche Discovery Mark cerca di venire via in terza ruota, Discovery scatta quando siamo a 450 dall'arrivo, in breve supera Endrigo, si porta su Full Iron, mentre è in difficoltà anche Gigolo Lamarck. Cavalli a metà della curva finale con in vantaggio Burraio P, Full Iron in seconda posizione coperto da Discovery Mail, completamento della piegata, ingresso addirittura 28,6, poi 28,8 e ancora Burraio P in grado di accelerare nel finale per consolidare il proprio vantaggio e vincere agevolmente. Per il secondo ritorna forte all'interno Gigolo Lamarck che batte Full Iron 1,15,5, ma c'è ancora un 29,1 a chiudere, davvero un miglio, 3/4 di miglio finali velocissimi da parte di Burraio OP che Emanuele Matteini ha portato a un netto primo piano. Lo stesso Emanuele Matteini al training per conto della scuderia del signor Aldo Piccetti. Burraio OP, Gigolo Lamarck, Full Iron.